Presidente, allora con che auspici si inizia questa nuova stagione? Quali le sensazioni? Le sensazioni sono sempre le stesse, nel senso che lo ricordiamo ormai da 19 anni, è come il primo giorno di scuola. È chiaro che l'esperienza, anche l'età avanza, ma l'entusiasmo, la voglia di essere ancora qui è altissima. Penso che sia una cosa importante da parte nostra trasmettere sia ai vecchi giocatori che ai nuovi, ma anche agli allenatori questa sensazione, il fatto di esserci. È bello esserci, è bello iniziare, è bello ritrovarci e speriamo di poter fare una stagione come quelle che abbiamo vissuto, importanti, dare emozioni, vivere insieme ai nostri tifosi momenti importanti. Con quali criteri è stato allestito il roster di quest'anno? È un roster che ha seguito le indicazioni chiaramente del coach per una filosofia di gioco, l'ha detto anche in conferenza. È chiaro che abbiamo cercato di sostituire alcuni giocatori che hanno deciso di andare via, alcuni che invece abbiamo deciso noi di sostituire, cercando di trovare quella linea guida che possa portare una pallacanestro divertente, una pallacanestro efficace che possa portare risultati. Quest'anno è stato un po' difficile, no? Scegliere i giocatori perché il livello è molto alto, quindi tutte le squadre erano sul mercato. Grazie ad una programmazione, lei diceva, siete riusciti ad assicurarvi forse le pedine che volevate? Siamo felici di aver realizzato quello che erano i nostri obiettivi. Dicevo prima che la capacità e la fortuna e l'opportunità che questo club offre è che può essere veramente attiva sul mercato ogni giorno, e quindi cercando di individuare i giocatori che possono essere funzionali al progetto del nostro coach abbiamo anticipato i tempi. Questo ci ha permesso di essere competitivi e non aspettare i momenti caldi dove tante realtà investono e spendono cifre importanti. Siamo stati, penso, capaci, ma soprattutto di ottenere quello che il nostro staff tecnico desiderava, e quindi cercare di allestire la squadra più competitiva e ci auguriamo più vincente possibile. Ecco Presidente, anche alla luce di questo, in qualche modo l'inchiesta ha influenza la partenza di questa stagione in qualche modo? Prima ho comunicato, non è il momento questo è un momento felice, un momento di iniziare la stagione, un momento bello del raduno, quindi queste cose si riparano in altre sedi. Noi pensiamo alla pallacanestro, al giocato, alle emozioni che vogliamo regalare ai nostri tifosi. Coach Neven Spacchi, allora con che auspici comincia questa nuova stagione sportiva? Speriamo bene. Sono molto contento essere di qua con una squadra nuova, anche dobbiamo dire tanti giocatori sono rimasti, conoscono il sistema e va a essere più facile che l'anno scorso, soprattutto che questo anno cominciamo completi, con tutti i giocatori, senza infortuni, con tutti i giocatori a posizione, dunque tutte queste condizioni che un allenatore serve per cominciare la stagione. Qual è la parola d'ordine per questa nuova stagione? Non ci sono parole di ordine, se devo dire sempre migliorare, questa è una cosa che noi parliamo da sempre nel nostro spogliatoio, e dunque l'anno scorso abbiamo finito la Liga a giocare contro Virtus, una serie molto molto brava. Speriamo fare un passo avanti, speriamo vincere più partite, vogliamo semplicemente fare di più, però come si dice in inglese get better, migliorare, questa è una idea da sempre. I nuovi innesti sono stati scelti sulla base di sostituire appunto i giocatori che sono andati via, oppure avete anche rafforzato dei comparti, penso ai centrali? Si sempre pensa di tutte e due cose, dunque prima cosa devi firmare uno, se non hai giocatore a questa posizione, quando firmi sempre si vuole firmare un giocatore meglio, però io ho detto nomi sono buoni, molto buoni, mi piace questa squadra, questo roster, però nomi e squadra non è la stessa cosa, dobbiamo andiamo a vedere quanto tempo ci vuole per fare questa chimica giusta, teamwork, lavoro di squadra, e parliamo altra volta di questo. Non sarà facile per nessuno però, perché il livello del campionato si è alzato. Molto, ho visto roster di altre squadre, una lega molto competitiva. 10 anni fa
il livello di questa liga è andato un po' di giù in comparazione con altre lighe in Europa, soprattutto ACB in Spagna, però adesso in questo momento è molto molto alto. Sei a terza stagione in Reyer e raccontaci un po' le tue emozioni e le tue sensazioni di questo primo giorno di scuola e dell'avventura che si sta delineando all'orizzonte. No, sono molto contento di poter continuare questo percorso con la Reyer, è una società dove mi ha dato tanta fiducia, tanto modo di crescere, una società solida e sana dove un giocatore come me sta veramente molto bene, non è facile trovare società così, quindi molto felice, molto entusiasta di iniziare questo nuovo percorso con i nuovi ragazzi o con quelli che sono rimasti dall'anno scorso, e molto ottimista perché comunque anche quelli nuovi molti li conoscevo, so che sono bravissimi ragazzi e ottimi giocatori, quindi molto felice e molto contento di iniziare questa nuova stagione con la Reyer e con i ragazzi. Pronto per l'eventuale fascia di capitano? Se la società riterrà giusto affidarmi questo ruolo sarò molto grato e orgoglioso di poter rivestire questa carica. Trovavamo anche con coach Spacchi, il livello del campionato si è molto alzato, che dici? Sì, il campionato italiano ogni anno sta dimostrando un aumento di livello tutte le volte, quest'anno sarà ancora molto più competitivo, molte squadre, anche le squadre che sono venute dalla 2 sono molto agguerrite e quindi non sarà facile trovare squadre contro cui giocare tranquilli. Dovremo essere bravi a non sottovalutare mai nessuno e a gestire i momenti di carico della stagione, però comunque faremo del nostro meglio.